Ciao amici, oggi stiamo andando a vedere la cascata Spistilla Droju dietro Siliqua. Stiamo percorrendo una strada sterrata abbastanza agevole, niente di complicato. Niente, siamo passati da Siliqua, direzione non lo so, poi lo vedremo nella cartina. Non è molto complicato, ripeto, c'è molto caldo, abbiamo circa 39 gradi, c'è lo Sky dietro in la lingua fuori. Aggiorniamo fra poco. Bello come il terrain response con questa selezione faccia tutto da solo. Guardate, non tocco freni, non tocco nulla, in base alla discesa si leva direttamente lui. Figata. Gradi, mamma mia. Più che altro speriamo che ci sia l'acqua, così ci facciamo un bagno io e Sky. Mamma mia che caldo. Adesso ho passato un pezzo in salita, era al limite, perché ho deciso oggi che se trovo strada che non va bene non rischio più, non rischio, nel caso torno indietro. Adesso era una al limite di quella che potevo fare con la macchina in queste condizioni, perché comunque la mia non è settata per fare fuoristrada puro, quindi non voglio rischiare. Volevo dire che in strade di campagna, fuoristrada in generale, le mani tutte e due sul volante per evitare sobbalzi o altro. Praticamente quando ho fatto le riprese io ero su strada dritta e piana senza problemi. Ok, e un video, vediamo dove andare. Mi sono bloccato a circa 7 km dall'arrivo, dalla meta che mi ero prefissato, perché la strada incominciava a diventare un po' difficoltosa per un mezzo come il mio non preparato, insomma, e quindi non avevo voglia sinceramente di rischiare, soprattutto perché ero solo. Ci troviamo nella riserva naturale di Monte Arcosu, la giornata qui è afosa. Qui abbiamo un po' di refrigerio perché c'è un canalone che passa quasi completamente asciutto, a parte c'è Sky che ci sta, l'unico rigoletto d'acqua si è ficcato dentro e sta bevendo, poverino, dopo 3/4 d'ora di salita sino a qui, insomma, se l'è strameritato. Niente, io mi blocco qua, vi faccio vedere un po' qui attorno com'è e ci rivediamo dopo.
So ragazzi che molti di voi non si preoccuperebbero per questo tipo di strada, ma sinceramente qui inizia a diventare un po' più complicato per me, e quindi è meglio conservarla la macchina per fare altri giri. Magari erano pochi pezzi, però non voglio rischiare ulteriormente. Che avrei voluto farmi un bagnetto, solo che è bassissima qua. Mannaggia, mannaggia. Caldo. Allora, ci siamo parcheggiati in Nenna all'ombra, adesso ci mangiamo qualcosa, ci risettiamo. Ok, vamos. Aspetta che ci sono dei sentieri bellissimi, c'è una falce. Immagino l'inverno col vento e l'acqua. Cosa può essere? Oh, che pace. Questa è una finta strada, poi finisce nell'acqua, il torrente, nel letto del torrente. Credo appena vedo una pozza d'acqua non mi sembra vero. Lo Sky? Vai, in acqua, vai, 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 vai. Certo che non essere riuscito a salire su mi prende un po' alle palle, insomma, mannaggia, chissà se lo vedrò mai. Purtroppo avere questa sedia comporta questo, dall'altro non posso rischiare la macchina. Adesso riprendiamo la discesa, magari ci fermiamo in qualche ponticello che abbiamo attraversato, che c'era un po' più di fresco, era anche bellino da vedere, che avevo tralasciato perché volevo arrivare alle cascate, e va bene, quindi proseguiamo la discesa e vediamo di trovare qualche posticino bellino, ok? Alla fine non ci siamo fermati nei ruscelli perché comunque c'è ancora molto caldo e comunque sono secchi, i ponticelli sono ancora secchi, quindi non c'è tantissimo, qualche fioritura, però non c'è nient'altro. Dio Leandro, ci spostiamo verso la zona industriale di Macchiareddu
per poi rientrare all'interno di un altro bel posto dove siamo sicuri che c'è un ruscello carico di acqua, e così ci sciocchiamo un pochettino, ci rinfreschiamo. Ok, tanto continuiamo a uscire da questa strada che non finisce mai. Anche questo pezzo di strada, stiamo per uscire sulla provinciale, così ci portiamo nel nostro altro ruscello. A dopo. Castello del Conte Ugolino. Castello del Conte Ugolino, o meglio il castello di Acquafredda. Adesso percorriamo la pedemontana da Siliqua a Macchiareddu, dopodiché sulla strada consorzile di Macchiareddu usciremo per il carcere, proseguiremo per i monti verso Sant'Adi. Sky, come stai dietro? Tutto a posto? Speriamo bene. 2 minuti che non lo sento. Ti ho acceso l'aria, dovrebbe arrivarti l'aria fredda. Vediamo. Volevo darvi anche un consiglio. Quando vi portate in zone dove non c'è una copertura telefonica, che non sono sicuro se facendo le chiamate SOS in pratica parte la chiamata al 112 o non so a chi, quindi non essendo sicuro di questo devo ancora testarlo. Io ho lasciato in pratica il luogo dove devo andare a una persona, in modo che se non mi sente entro un certo orario può far partire eventualmente le ricerche. Non che mi auguro sempre che succeda chissà che cosa, però meglio prevenire che curare. Quindi date il contatto e la posizione dove volete andare, dove volete fare il giro, e assicuratevi che eventualmente dopo un certo orario, se non vi sentono, partano i soccorsi, partano le ricerche. Ok? Giusto un consiglietto, non fa mai male. Ok, usciamo per il carcere. Questa è la nuova casa circondariale di Uta, in pratica si è trasferito da Buoncammino a qua qualche anno fa. Adesso non è una delle piani architettonici archeologici della Sardegna, però giusto per informazione, una notizia in più. La direzione è Spolceris, per capirci meglio, cioè siamo già venuti diverse volte qua e in questo punto inizia lo sterrato, ma a qualche chilometro siamo arrivati.
Purtroppo dove siamo arrivati adesso anche qui non c'è acqua. Giusto per dirla, era il primo posto dove abbiamo fatto uno spot bivacco la prima volta con la tenda, però è prosciugato, quindi ci portiamo più avanti alla foresta di Buttrumanno e lì ci sono le cascate, insomma lì dovrebbe esserci un po' di acqua. Questo pomeriggio afoso, sceso poco poco la temperatura, siamo a 39 gradi. Vediamo un po' se abbiamo più fortuna lì. Si è rotto anche un po' le palle in macchina, c'è l'aria condizionata, si sta bene, dove sta avendo un po' di mal di schiena, vecchio, sono troppo vecchio. Andiamo a vedere le cascate, se abbiamo un po' di acqua e un po' di fortuna. Vai Sky, vai! Eccolo qua, abbiamo acqua. Eccolo qua, il suo habitat. Un po' di refrigerio, alla fine abbiamo trovato. Allora, dicevo, siamo arrivati alle cascate di Fanebas, siamo in pratica nel versante opposto di Monte Arcosu rispetto a dove stavamo prima, c'erano le altre cascate e probabilmente l'acqua c'era anche lì, però era impossibile arrivarci, come ho già detto. Questo è un posto veramente unico, tranquillo, per essere un giorno prefestivo, c'è pochissima gente. Sky insomma sta godendo alla grande. Vediamo un po' di immergerci un attimino in acqua, ok? Un tuffo anche per voi. Idromassaggio naturale, Solitamente a me sabato e domenica, comunque nei giorni festivi, non mi piace andare al mare. Preferisco, se posso, durante la settimana che c'è meno casino, a parte poi i periodi più intensi dell'estate. Oggi ne abbiamo approfittato, visto che siamo soli con Sky. Vieni qua, vieni qui, qua. Andiamo a recupero Sky. Quindi stavamo dicendo
Sky? Cosa stavamo dicendo, Sky? Stavamo dicendo che, visto che oggi siamo trovati soli, abbiamo studiato qualche percorso nuovo, che è quello che abbiamo fatto prima, e visto che comunque c'era molto caldo, lì non siamo arrivati per vedere e tuffarci nelle cascate, abbiamo optato per tornare in questo posto, che poi alla fine questa parte di cascata non l'avevo mai vista. Siamo sempre rimasti più indietro e abbiamo guardato il ruscello per andare da un'altra parte dove facciamo le arrostite per mangiare, insomma. Quindi è stata una bella scoperta anche questa. Però niente da dire, bellissimo posto. Era necessario, no? Di mettermi le tue orme qui sopra. Ah? Era necessario mettere le orme? Vieni. Ah già, quell'acqua. È la mia acqua. Terminiamo qua la puntata dedicata alle nuove scoperte, soli con Sky. Sto pensando a un paio di percorsi, un paio di posti nel Supramonte.
dovrò fare un po' di pianificazione. I percorsi sono molto fattibili per il tipo di macchina che ho e nulla, quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao amici. Dimenticavo, sono incerto ancora se mettervi tutti i 5-6 minuti di a mollo con Sky o mettervi soltanto una piccola parte. Non so se vi rompe le palle, mi è piaciuto tanto, poi non lo so, devo ancora decidere, vediamo. Stanca anche oggi, ok, chiudiamo. Belli i 4 muri qui dietro, una figata. Dimenticavo, guarda il video fino alla fine, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere aggiornato. Ciao amici.